Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il MUOS Niscemi rispetta le misure a protezione della salute umana. Le interviste al presidente Crocetta e all'assessore Lobello. Dario Piparo. Effetti biologici sulle persone esposte, interferenze elettromagnetiche in apparecchiature elettroniche, aeroporti e aeromobili. Questi gli effetti che può produrre il campo elettromagnetico irradiato dalle antenne del MUOS sito a Niscemi, secondo un estratto della relazione redatta da Marcello D'Amore, docente alla Sapienza. Gli ultimi mesi sono stati poco indicativi riguardo alla definizione della contesa, con tira e molle e aspettative che si sono sovrapposte. A febbraio Crocetta ha ordinato il blocco dei lavori per quello che il governo italiano definisce sito di interesse strategico militare, questione successivamente portata fino alla Corte Costituzionale. Da una parte governo italiano e base militare americana, dall'altra regione, attivisti, cittadini e comitati, non solo residenti a Niscemi. Ed è notizia fresca la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità che ha sentenziato, definendo innocui, i campi elettromagnetici riguardanti il MUOS, che si attesterebbero all'interno dei limiti legislativi e assicurerebbero la protezione della salute pubblica. Un ribaltamento rispetto a quanto è deducibile dalla delibera del TAR di Palermo di soli 15 giorni fa, che aveva respinto le richieste di sospensiva presentate dal Ministero della Difesa contro l'ordinanza di Rosario Crocetta, mirate a un celere riavvio dei lavori di costruzione. E proprio il docente della Sapienza, precedentemente citato, Marcello D'Amore, era stato nominato dal Tribunale per effettuare la perizia che ha poi prodotto esiti allarmanti. Il tutto all'interno di una profonda controversia scientifica con il fisico americano John Octing, che ha al contrario definito le onde del MUOS meno pericolose di un forno a microonde. Una definizione allegorica ma comunque in linea rispetto alla pronuncia dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha parlato di eventualità di rischio del tutto trascurabile. Ma attenzione, il dato non è cogente, non pone quindi un parere che può dirsi scientificamente inoppugnabile. Si tratta infatti del risultato di misure sperimentali effettuate dall'ISPRA. Quindi esperimenti, valutazioni teoriche. E proprio l'IS conclude la relazione ponendo la necessità di ripetere i test successivamente alla messa in funzione delle antenne, qualora ovviamente venissero installate, e il condizionale in questo caso sembra veramente d'obbligo. Un tribunale amministrativo ha riconosciuto che le nostre motivazioni in merito al fatto che manchi lo studio sanitario e che manchi lo studio sulla navigazione sono delle cose giuste, corrette, che vanno a difesa, che non possono essere addirittura derogate dalla Regione Siciliana. Quindi noi avevamo un obbligo di legge di andare a perfezionare un atto che era imperfetto. Poi è chiaro che noi con molta onestà intellettuale, e fra l'altro non potremmo fare altrimenti, ci atterremo a quello che diranno questi studi. Il precedente governo non è stato molto attento, voglio dire, quindi, non sono stati attenti tanti, voglio dire, anche il Ministero della Difesa, che oggi addirittura ci ha fatto causa, non è che è stato attentissimo. Chiunque lo capisce, voglio dire che uno studio sulla salute umana non lo può fare un ingegnere, ma lo fanno i medici. Il MUOS è un'opera indispensabile per la difesa italiana. Se tuttavia gli studi che si concluderanno il 31 di maggio diranno che l'installazione del MUOS e le 41 antenne sono dannose per la salute dei cittadini, dovremmo insieme al governo italiano, noi o in un altro luogo, ricercare un altro posto dove fare il MUOS. Le proteste che ci sono state nei giorni scorsi fatte dalle mamme no MUOS avevano ragione di essere, perché proseguivano dei lavori in presenza di una revoca delle autorizzazioni. Abbiamo fortemente criticato la costruzione della torretta, tant'è che si è detto che da quel momento in poi non ci sarebbe stato nessuna opera fatta con cemento, voglio dire, di costruzione, ma solo delle opere di manutenzione che tuttavia dovevano essere richieste da noi autorizzate.